Ezio Bosso, Giorgio, partiamo da una cosa molto bella che hai scritto, che hai detto, appunto Ezio è una presenza, non è solo un ricordo e questo si nota nel tuo documentario. E, e, sai, io prima stavo parlando così, tra le righe, quando tu lavori in un modo molto intenso su un artista come Ezio Bosso, dove abbiamo scavato tutto, anche cose che sono assolutamente sconosciute al grande pubblico, no? Ezio contrabbassista, l'infanzia, eccetera, diventa una persona con cui convivi. Ci fai dormire la notte, a parte che dormi pochissimo perché l'abbiamo fatto in 6 mesi, ma diventa una persona con cui convivi e con cui condividi molte cose perché a furia di leggere le cose, per cui per me era diventata una presenza costante con cui ho convissuto per 7 mesi. Quando l'hai girato e soprattutto poi quando l'hai finito e l'hai rivisto, perché poi chiaramente un regista vedendo la propria opera, magari l'avrei voluta fare in un altro modo, oppure Sì. ecco, la tua emozione dopo averla vista compiuta e cosa ti ha lasciato soprattutto la figura incredibile di Ezio. Allora, intanto, ovviamente io l'ho rivisto molte volte in montaggio per limare delle cose, anche perché il brano inedito ci è arrivato neanche 10 giorni prima della conclusione e abbiamo cambiato delle cose, abbiamo cambiato addirittura il titolo. Ma ti posso dire invece che l'emozione più grande è stata oggi averlo visto nella sala grande. Intanto averlo visto a Venezia, intanto averlo visto in sala, perché i film, io non faccio finta, no, è lo stesso, no. A sala è nata cosa, lo dico in napoletano. Tra l'altro è un film in cui il girato è importante, ma l'audio ancora di più. Nei miei film il mix lo faccio sempre io, insieme con il fonico, ma è una cosa che proprio che tengo a fare perché essendo stato un ex DJ, anche i tagli musicali li faccio io. Io in genere faccio il montaggio o il montatore, ma non entra nessuno, è proprio una mia caratteristica, ma da più di 30 anni. La cosa importante è percepire l'emozione degli spettatori e questo lo stavo raccontando prima, insomma io ero seduto con Nicola Giuliano di qua e Silvio Orlando di là e percepivo questa emozione con le cose. Ecco, quella cosa ti insegna molto, per me è stata un'emozione fortissima. Quando è finito il film c'è stato un grande applauso, uno standing ovation, è stata un'emozione da cui ancora non mi riprendo e ti ripeto, visto in sala grande, è una cosa per cui vorrei anche rivolgere una cosa agli spettatori, andate in sala, anche non a vedere Ezio Bosso, andate in sala a vedere i film. Ricordiamo appunto che il documentario Ezio Bosso è in selezione Sì, ufficiale a Venezia 78. sì, Ultima cosa che ti chiedo, appunto la figura di Ezio è leggendaria, è stato un musicista incredibile e poi c'è sì, il jazz che un genere bellissimo, ma anche se vogliamo abbastanza complicato, no? sì, Non è per un pubblico sì, ampio. Quindi ti chiedo, forse il genere musicale, riduttivo chiamarlo genere, più vicino alla vita. sì, perché sai, intanto bisogna dire una cosa, faccio una piccola digressione se permetti. Bisogna chiarire il significato di improvvisazione, perché improvvisazione ha due significati, è un doppio significato. Una cosa piacerebbe molto a Paolo Conte, che ama molto fare i giochi di parole, come sai. Improvvisare significa uno che non è preparato, così, ah, quello è un improvvisato. Attenzione, nel jazz l'improvvisazione è una regola. Se tu non conosci le regole dell'armonia, non puoi improvvisare. Anzi, improvvisare è la cultura, è la cosa più alta nel jazz, no? Perché il free jazz, poi no, Ornette Coleman, è il top della cosa, che noi arriviamo, non sappiamo, io ti do solo un accordo e improvvisiamo e caschiamo tutti là. È una forma altissima. Quindi praticare questa disciplina, perché è una disciplina, è una cosa altissima di condivisione. È una cosa che io ho cercato di fare in questo film perché avevo alcune cose fisse, alcuni snodi fissi, altri li ho improvvisati perché
facendo un'intervista con un artista, con un altro, con un familiare, ho cambiato le cose in modo che coincidessero, come le tessere di un mosaico a cui tu ti devi adattare. Quindi questa secondo me è la caratteristica del jazz che ho cercato di restituire anche grazie a Paolo Fresu, che si è prestato a questa narrazione, improvvisando una melodia che io ho montato con una cosa che lui aveva fatto prima. Anche lì lui ha improvvisato e anche io ho improvvisato.